Oggi è stata l'occasione di presentare un lavoro che ha pubblicato il senatore Andrea Ferrazzi, che ha fatto questo libro sulle sue ragioni per cui è entrato in politica, legate all'ambiente. Noi abbiamo sentito il bisogno di prendere un po' dalla sua esperienza, dalla sua storia politica, perché le tematiche legate all'ambiente, legate alla gestione di queste nuove sfide dal punto di vista ambientale, deve essere protagonista dell'azione politica. Dal mio punto di vista, l'attività del Consiglio in questi ormai 3 anni di legislatura su questo fronte è stata troppo debole. Bisogna cambiare passo, bisogna far sì che i bellissimi obiettivi che abbiamo assunto a livello internazionale, penso all'Europa, adesso c'è stata l'approvazione della direttiva cosiddetta RED 3 sulle rinnovabili, diventino degli obiettivi nostri come Regione e degli obiettivi di tutte le amministrazioni legate appunto al nostro territorio. Racconto una vicenda parlamentare che ho vissuto direttamente, secondo me molto bella e affascinante, in particolare aver avuto l'onore di essere stato tra coloro che ha modificato la Costituzione in chiave ambientale. Abbiamo inserito nei principi fondamentali che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni e poi la tutela degli animali e poi la tutela della salute, cioè l'economia è un principio fondamentale, naturalmente l'iniziativa economica è tutelata grazie appunto ai padri costituenti, ma naturalmente non può svolgersi contro la salute e contro l'ambiente. È stato un passaggio parlamentare fondamentale, la Costituzione materializza ciò che il popolo sente e quindi era il tempo di fare questo grande passo in avanti. L'Unione Europea in questa direzione sta dando una grande mano. L'Italia si trova davanti a un bivio, o capisce che deve seguire la transizione digitale, la transizione ecologica come fonte di crescita e di competitività, oppure rischia di regredire, perché vede dinanzi a questi cambiamenti epocali che possono piacere o non piacere, ma sono dati di fatto, o si seguono questi e si guidano questi processi o li subiamo. Se vogliamo crescere, se vogliamo dare sviluppo, lavoro ai nostri figli, dobbiamo essere tra i paesi a livello internazionale che guidano il processo delle transizioni necessarie. È una strada indicata, una strada obbligatoria, ma sulla quale ancora non c'è il giusto convincimento da parte di tutte le autorità e questo libro ci aiuta a capire, ad approfondire e a vedere quelle che sono le opportunità e qual è la strada per evitare il peggio al nostro ambiente, al nostro Veneto e al nostro pianeta in generale.